Se mai si racconterà la mia storia, si dica che ho camminato coi giganti. Gli uomini sorgono e cadono come grano invernale, ma questi nomi non periranno mai. Señoras y señores, aparece Diego Armando Maradona. Emocionante. Aparece Diego Armando Maradona. Dobbiamo metabolizzare, capire e portare dentro tutto quello che ha lasciato, perché c'è ancora tanta cosa da fare, è il suo nome. Io posso solo dire questo, Cammer, che se ci penso bene, tra le tante cose che ho sentito e sono state tutte in ogni forma, in ogni tipo di esternazione, tutte belle, tutte perché chi anche, diciamo così, lo conosceva meno, chi l'ha vissuto meno, chi gli era anche che era detrattore, però tutti non hanno potuto non riconoscere la grandezza, la statura, era sopra tutte le cose e soprattutto quello che ha dato a noi è stato l'amore incondizionato per il pallone. Ritrovati ad Anteprima Sport, la copertina di oggi non potevamo che dedicarla a Diego Armando Maradona, genio e sregolatezza, un calciatore che rimarrà nel cuore di tutti noi. Prima di presentarvi gli ospiti con me in studio, io ho in collegamento anche Luca Altomare. Buon pomeriggio Luca, immagino che in tanti ti abbiano chiesto un ricordo di Diego Armando Maradona, visto che tu hai avuto il piacere e anche l'onore di giocare insieme a lui. Innanzitutto buon pomeriggio a te e agli ospiti che hai in studio e grazie per l'invito. Beh sì, è da qualche ora che sì, c'è qualche giornalista che chiede ovviamente un commento, ovviamente a chi ha avuto il piacere e l'onore, come dici tu, di conoscere e di trovare sulla propria strada il numero uno in assoluto, un campione, una persona di un'umanità incredibile. Ricordi, aneddoti, ovviamente ce n'ho tanti. Quello che mi ricorderò sempre di Diego è che era di una disponibilità incredibile. Era un leader dentro e fuori dal campo, ma il leader si riconosce dalle piccole cose e dalle piccole geste che faceva ogni giorno ma anche per noi ragazzi, quindi era da lì che partiva la grandezza di Maradona. Si cercava di non lasciare niente al caso e di cercare di esserci sempre per tutti, dai ragazzi al magazziniere, agli addetti ai lavori. Lui c'era sempre, in ogni momento, per tutti. Cercava proprio sempre il presupposto di aiutare chi era in difficoltà. Ma in difficoltà nel senso anche con una parola di supporto, con un gesto che poteva risollevare sicuramente la persona che in quel momento la riceveva. Quindi la grandezza di Diego era proprio questa, che dalle cose che potevano sembrare piccole, lui in quel momento dimostrava la sua grandezza. È stato il simbolo del riscatto di un'intera città come Napoli, che si è fatta largo fra le grandi e è riuscita a vincere e a portare proprio in alto il nome dei colori bianco-azzurri. Sì, è proprio così, Anna. Lui ha inciso dal momento in cui si è trasferito da Barcellona a Napoli, ha inciso proprio nel popolo napoletano, è riuscito ad entrare proprio nelle viscere di ogni tifoso. E questa è la testimonianza che ovviamente il popolo napoletano gli sta riservando ad un grande calciatore, ripeto, è anche un grande uomo. Diego è arrivato in un momento a Napoli dove proprio c'era bisogno di qualcuno che desse fiducia alla città di Napoli, che la risollevasse
da tutti i problemi che in quel momento Napoli stava attraversando. Lui è arrivato e diciamo, ha fatto delle promesse, che avrebbe regalato gioia, sorrisi, avrebbe regalato qualcosa di importante al tifoso napoletano, e così è stato. Quindi il campione che promette poi riesce a, come dire, a raggiungere quegli obiettivi che si era prefissato. Mister Gagliardi, buon pomeriggio, è qui con noi in studio, grazie per essere con noi ad Anteprima Sport. Mister, un suo ricordo di Diego Armando Maradona? Ma intanto buonasera a tutti, e non voglio dire di più di quanto può dire il nostro amico Luca, no? Anche perché chi ha visto e chi ha sentito o ha guardato Maradona, per conoscerlo bene deve essergli stato vicino. Io non ho avuto questa fortuna, però ho conosciuto delle persone vicino a lui, e in primis George Chesterpiller, che è stato il primo procuratore che lo ha portato al Barcellona, e dal Barcellona lo ha portato a Napoli, con il quale insieme a Farleino fummo invitati nel 1999 in Argentina, a Mar del Plata, a vedere il Sub-20, su indicazione di Maradona. Ecco, questo è il mio rapporto vicino, per quel che significa poi quel campionato, quel Sub-20, quello che non abbiamo fatto, quello che abbiamo fatto, è stato tutto in dipendenza di questo grande calciatore. E io lo voglio soltanto ricordare come grande calciatore. Per il resto, dove ha mancato in qualche cosa, sicuramente non per demerito suo, ma perché non siamo stati capaci noi, che poi dovevamo essere il potere importante, a salvaguardarlo da quello che in effetti ha contraddistinto in senso negativo, così come non lo siamo adesso nemmeno a salvaguardarci dal Covid-19. Buon pomeriggio a Giuseppe Milicchio e a Franco Rosito, due giornalisti che insomma sono con noi questo pomeriggio. Ad entrambi volevo chiedere, ha avuto il coraggio Diego Armando Maradona di lasciare il Barcellona per arrivare non a una squadra, l'ho sentito tante volte questa affermazione in questi giorni in televisione, per arrivare ad una squadra non come la Juve, come l'Inter, che magari a quei tempi erano le squadre che vincevano tutto in Italia, ma al Napoli, è proprio forse perché era più vicino ai napoletani, si sentiva più vicino ai napoletani. Iniziamo da Giuseppe. Beh, è stata una scelta importante, però è chiaro che in quel momento Napoli gli offriva quello che lui voleva, cioè un riscatto immediato dopo un anno che non era stato felice a Barcellona, e Napoli lo avvicinava a quelle che erano un po' le sue radici, cioè il popolo, è quello che a Maradona è sempre piaciuto. Io ho avuto la fortuna di vedere Maradona nel giorno del suo arrivo a Napoli. Facevo il servizio militare e piombai, lasciando praticamente quella che era la divisa. Scoperto il turno. Assolutamente, vabbè, il reato è prescritto, però andai a vedere quello che succedeva allo Stadio San Paolo e fu un'emozione grandissima, enorme. Non potete immaginare che cosa c'era quel giorno a Napoli. Non era soltanto lo Stadio San Paolo, ma era la città, era tutto, erano i vicoli, era essere felici. Cioè Napoli si scopriva felice in quel momento perché era arrivato quel giocatore, quel grande campione, quello che avevamo temuto nella partita dei Mondiali 82, quando speravamo che Gentile magari tirasse fuori qualcosa dalla tasca per ucciderlo, no? Perché era praticamente impossibile fermarlo. Quello è uno dei ricordi che ho di Maradona, poi l'altro magari ne parliamo successivamente, però l'importanza, tu mi chiedevi perché quella scelta di Napoli e non Milan, Inter, Juventus, che erano le grandi città, perché Maradona era quello, Maradona voleva il popolo e il popolo lo ha incontrato a Napoli. Franco, invece dimmi tu qualcosa che ti ricordi insomma di questi anni. Ovviamente è un calciatore che è rimasto impresso nella memoria di tutti. Ma intanto è quello io mi lego a quelle che sono le cose comuni, anche quelle che ha detto il mio amico. Cioè Maradona è stato una forza della natura che Dio ha messo sulla terra per cercare di darci delle indicazioni
attraverso Leo Palla, la palla, che noi tutti abbiamo amato e ancora continuiamo ad amare, e per la quale spesso e volentieri andiamo a fare delle figure barbine a destra e a manca, parlando e sparlando. Lui no, lui aveva la pratica, lui conosceva il pallone e lo indirizzava dove voleva. Mi ricordo che la prima volta che lo vidi mi trovavo a Genova a vedere la partita Sampdoria-Napoli. C'era un grande presidente della Sampdoria, come si chiamava quell'anziano? Mantovani, al centro del campo, e c'era un pubblico strepitoso. I giocatori uscivano da sotto la mia visuale, da sotto diciamo, la galleria che portava al campo, tutti in campo, e io vedevo da sopra un pallone che andava su e giù, su e giù, su e giù, non riuscivo a capire. Ho capito che a un certo punto Mantovani andava verso quel pallone che rimbalzava, e dietro ho visto una grande testa, questa testa grande che poi rappresenta il calcio, il mondo del calcio, che palleggiava con una tranquillità enorme, se la fermava senza mai farla cadere questa palla. Arrivato a un passo da Mantovani, continuava a palleggiare, Mantovani gli stringe la mano, e questo è un ricordo che mi fa rabbrividire ancora, perché questa è la mia presenza vicina a questo grande calciatore. Lui sbatte la palla, colpisce la palla in aria, stringe la mano a Mantovani, e io guardo, la palla la piglia più, e invece tac, mette la palla e la blocca. A quel punto lì, nel campo, io ho capito la sua grandezza, e me lo ha dimostrato il pubblico per il gridare che ha fatto a quel tipo di stop. Ha salutato e ha continuato a palleggiare. Ecco il ricordo più bello che ho di lui, ma questo personalmente, questa è la mia vicinanza a lui che me lo ha fatto conoscere dal vivo. A Franco Rosito invece chiedo un ricordo di Diego Armando Maradona, che come diceva poco fa pure il mister, insomma, è un uomo unico nel suo genere proprio. Franco, ci senti? Forse non si sente bene il collegamento. Franco, ci senti? No, cerchiamo di ripristinare tra pochissimo il collegamento proprio con Franco Rosito di Gazzetta del Sud. Intanto a Luca volevo chiedere come hai saputo, come tutti noi penso, insomma, all'improvviso di questa notizia della scomparsa di Maradona, anche se qualche settimana fa, insomma, erano già arrivati dei rumors che non era stato molto bene, quindi mi ricordo che io stavo guardando la trasmissione Tiki Taka, insomma, su Italia 1, e anche Ciro Ferrara in quel momento ha abbandonato la trasmissione e ha detto vi saluto perché è un momento un po' di difficoltà per me, perché io ho giocato insieme a Diego e quindi insomma non mi va di continuare. Qualche settimana fa aveva avuto un malore, insomma era stato ricoverato, quindi ti chiedo Luca come hai appreso la notizia, ovviamente i primi momenti di sconforto che hai vissuto. Ma la notizia l'ho presa, ero in una call con il Dipartimento EC, che stavamo lavorando, stavamo facendo formazione verso una società affiliata, e quindi ci hanno avvisato quelli della scuola calcio che avevano appreso di questa notizia, quindi poi in quel momento ho chiesto se potevo così abbandonare la call, perché volevo capire se era vero, se era una fake news, e poi in un giro di qualche minuto ho avuto la conferma per i messaggi che sono arrivati e per lo scambio di messaggi è avvenuto con altri ex compagni di squadra, quindi è stato, diciamo, una notizia che ci ha fatto male un po' a tutti quanti, perché pensavamo che dall'intervento fosse, diciamo, passata la paura, invece ci sarà stato probabile qualche peggioramento che l'ha portato poi a questo arresto cardiocircolatorio, quindi la notizia l'ha presa in questo modo. Allora, noi vediamo Luca Altomare un po' bloccato, quindi ti abbiamo sentito benissimo, però l'immagine era un po' bloccata. Vediamo se abbiamo ripristinato il collegamento con Franco Rosito di Gazzetta del Sud. Franco, vediamo se ti sentiamo adesso in questo momento. Perché voi non mi sentite?
Adesso ci senti? Non lo so. Franco, ci senti Pronto? adesso? Sì. Purtroppo questa è la tecnologia, dobbiamo fare i conti anche con la linea internet che va e che viene, quindi vediamo un attimino di ripristinare. Franco, adesso sei con noi? Io vi sento bene, non so se voi fate Sì, adesso ti altrettanto, non lo sentiamo, so. ti Pronto? sentiamo. Sì, ti sentiamo benissimo. Chiedevo anche a te, ovviamente, un ricordo, un pensiero su Diego Armando Maradona. Guarda, stavo dicendo prima e poi mi riallaccio alla tua domanda. Buon pomeriggio intanto a tutti. Si è detto tutto e si dirà ancora tantissimo di questo grande campione. Tornando alla tua domanda di prima che facevi a Giuseppe, che saluto, come saluto gli altri ospiti e amici, è una scommessa, ognuno fa una scommessa nella vita. Quella fu una scommessa per Diego Armando Maradona, quella di accettare il Napoli, di andare a Napoli, della quale sicuramente non si è mai pentito. Tanto che lui negli ultimi tempi, sia in Italia che in Argentina, ovunque comunque andasse, ricordava sempre con affetto e stima il pubblico di Napoli, il miglior pubblico, quello che gli ha voluto più bene, la città che gli ha voluto più bene. Ecco perché è una scommessa vinta da questo grande giocatore. E a proposito di grandi giocatori, oggi ecco, con un pizzico di amarcord e nostalgia, mi sarebbe piaciuto che con noi a parlarne ci fosse, sia pure in breve, un altro nostro vecchio amico, vecchio campione, vecchio idolo, questa volta della folla rossoblù, Gigi Marulla, un capitano che incontrò un altro capitano, Diego Armando Maradona, in quel Napoli-Cosenza a metà anni 80, stringendogli la mano per quell'incontro di Coppa. E dispiace, lo avrei voluto qua con noi per chiedergli magari, perché tu gli chiedessi, ecco, quelle emozioni vissute in quella partita. Non ci sono più. Non ci sono più, è vero. Abbiamo visto infatti in questi giorni tante immagini di Gigi Marulla e di Diego Armando Maradona che si stringevano a centrocampo, Giuseppe. Fu proprio Marulla a regalarci quello che è stato poi l'incontro con Maradona, perché il Cosenza arrivò a giocare quella partita contro il Napoli perché avevamo perso in casa contro il Barletta in una partita di Coppa Italia, però poi a un minuto dal termine eravamo a Barletta, Marulla rimise a posto la situazione e quindi poi ci furono i supplementari, segnò Vivarini, segnò uno che ormai è uno sconosciuto, Porfido, un ragazzo che arrivava dalle giovanili del Torino. Il Cosenza vinse 3-0 e si regalò poi il 5 di settembre questa partita allo Stadio San Paolo. Fu un'altra, come diceva Franco, un'altra grandissima emozione. Purtroppo Marulla così non c'è più, ha uno stadio intitolato e adesso andremo d'ora in poi magari a Napoli a vedere lo stadio Maradona. Maradona, è vero. Luca, abbiamo visto anche Napoli che ha lasciato in pratica le restrizioni per la zona rossa, anche lì come insomma succede in molte regioni d'Italia, per andare a fare l'ultimo tributo proprio a Diego Armando Maradona. Non abbiamo Luca, è caduta la linea con Luca o lo sentiamo? Eccolo, lo vedo. Mi sentite? Sì, ti sentiamo, ti sentiamo. Perdonatemi, non so se perché mi sembra che sia tutto a posto, però probabilmente sì. la linea. Dicevo, sì, diciamo che hanno un po', sono andati un po' contro le regole che in questo momento la Campania, come la Calabria e altre regioni, stiamo vivendo, no? Questa restrizione per via della pandemia. Però era diciamo, un omaggio che la gente di Napoli si sentiva di dare, magari sì, sono andati un po' fuori le righe, sopra le righe, però a Napoli una cosa quando la fanno con tutto il cuore dei napoletani in quel momento ieri è stato grande per come è stata la grandezza di Diego Armando Maradona. Grazie Luca, io ti ringrazio per essere stato con noi questo pomeriggio e per averci regalato in questo momento di tristezza e di malinconia le tue emozioni proprio nel ricordo di Diego Armando Maradona. Grazie Luca. Grazie a te per l'invito e
Si è bloccato. Saluto. Ecco, va bene così. Purtroppo la tecnologia non ci aiuta. Io non so se abbiamo già il tempo di andare avanti, perché visto che ci allacciamo a questo ricordo di Coppa Italia, proprio per parlare di un'altra Coppa Italia che è andata in scena qualche giorno fa, inizio proprio da Giuseppe Milicchio, che ha visto dal vivo hai avuto la fortuna, possiamo dire, perché insomma solo i giornalisti potevano assistere a questa gara, noi l'abbiamo vista attraverso lo schermo della TV, questa gara di Coppa Italia fra Parma e Cosenza. Giuseppe, però mi dicono che siamo in pubblicità, me lo dirai subito dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo. Ben ritrovati con Anteprima Sport, ci eravamo lasciati parlando appunto di Coppa Italia e della sfida fra Parma e Cosenza che si è disputata proprio mercoledì. Giuseppe ha assistito alla gara, una gara insomma giocata degnamente dal Cosenza. Bella, propositiva. Insomma, per poco, possiamo dire? Per un sacco. non siamo riusciti praticamente a passare il turno perché nel finale abbiamo mancato quel gol che ci poteva portare ai supplementari. Poi non è detto che saremmo stati capaci di vincere la partita, però voglio dire non era importante vincere questa gara se non dal punto di vista economico, perché ci sarebbe stato anche un buon ritorno per la squadra del Cosenza, però c'era da vedere che cosa il Cosenza ha da poter utilizzare durante il corso di questo campionato, e le risposte ci sono state, perché per esempio un giocatore come Schiavi sembra essere un uomo recuperato, quasi un nuovo acquisto. Sembrava a dire il vero non l'avevamo mai visto per 90 minuti e ci ha fatto una buona impressione. Abbiamo visto i giovani, abbiamo visto un ragazzo come Sacco che gioca un po' meglio rispetto a quello che inizialmente aveva fatto e aveva dimostrato. Abbiamo visto anche gli esterni che cominciano a dare qualcosa in qualità, ma entrambi, sia Vera sia Bois, sono due giocatori molto utili in fase offensiva, meno bravi in quella difensiva. Quindi è tutto un addivenire per questa squadra, però diciamo che Parma ha dato dei buoni segnali. Il Cosenza voleva una certa intensità, e lo ha sempre ribadito Chiuzzi, di giocatori all'interno dell'area di rigore per sopperire a quella che è la mancanza di una punta vertice, e anche per esempio nell'occasione del gol abbiamo visto tanti giocatori a presidiare l'area di rigore avversaria. Insomma, ci sono stati tanti punti da attenzionare e il Cosenza posso dire che ha soddisfatto. È ritornato sulla scia di quella che è stata la cosa più bella invece, la vittoria di Frosinone, perché lì il Cosenza ha inciso dal punto di vista dell'autostima nel gruppo e sulla classifica. Giuseppe, mi lego alla tua affermazione proprio sugli attaccanti. Quella domanda la faccio ai due Franco, inizio proprio da Franco Rosito che è in collegamento con noi, perché un nostro telespettatore chiede buon pomeriggio, una considerazione con il gioco di che Occhiuzzi ha dato a questa squadra. Hai l'amaro in bocca per questa carenza degli attaccanti. Sei in questa squadra, inserisci gente come Pettinari e Ardemagni, giusto per fare dei nomi, non solo si raggiunge la salvezza in tranquillità, ma potremmo anche inserirci nella parte alta della classifica. La pensiamo te così, Franco Rosito, prima? Sì, abbiamo il problema... Mi sentite? Sì. Intanto? Ti sentiamo bene, Benissimo, grazie. Abbiamo il problema degli attaccanti. Io che sono un amante dei numeri, davo un'occhiata facendo un paragone al Cosenza e alla Salernitana. Che cosa ci differenzia in questo momento? Ed è il nostro prossimo avversario, che la Salernitana ha segnato il doppio delle reti, più del doppio delle reti del Cosenza in questo momento. Il problema è che questo Cosenza, sarete d'accordo, negli ultimi anni di attaccanti ne ha avuti alla sua corte, ma per un problema o per un altro ce li siamo fatti fare, o li abbiamo fatti scappare o non abbiamo saputo tenerli. Ma mettiamo da parte il passato, andiamo al presente. Purtroppo ancora Occhiuzzi non è riuscito a trovare la quadra con queste punte vertici, come diceva Giuseppe Milicchio, e mi ha preceduto. Ed è evidente che siccome bisogna giocare ed in attesa di altri innesti, allora bisogna cercare di giocare con i migliori elementi che tu hai.
E a me, ad esempio, la squadra l'altra volta nella vittoriosa partita di Frosinone è piaciuta e non la cambierei, con Baez e Carretta che vanno molto bene sugli esterni e con un giocatore di movimento quale può essere Baluri, che mette in difficoltà le difese avversarie. Nel momento in cui fra una partita e l'altra, un allenamento e l'altro, riusciremo a trovare la quadra con la punta vertice o ad avere un attaccante più serio, e la gente ovviamente ha ragione, probabilmente al posto di Baluri ci potrà essere altro. Complessivamente questo aggiungi rispetto alla gara di Coppa Italia, rispetto ai con un pizzico di giù nelle teste degli allenatori c'è sempre questo benedetto turnover. Che dici, Franco? Si gioca in Coppa Italia e dobbiamo fare giocare le seconde linee. Io per esempio avrei giocato il primo tempo con la stessa formazione iniziale e affrontato la squadra del Frosinone di Nesta e probabilmente saresti riuscito a mettere ancora di più in difficoltà il Parma, che non è stato in questo qualcosì, ha avuto anche di segnare un altro gol, ma non ce l'hai fatta. Poi sei stato anche sfortunato nel squadra. Questa squadra comincia a piacermi perché c'è un aspetto che mi piace finalmente di questa squadra. Dopo diverso tempo vedo che sulle corsie laterali si corre. Prima si camminava con Vera a sinistra e con Bittante a destra, forse abbiamo risolto anche un problema. Speriamo duri. Mister, risponda lei alla... Visto che i giornalisti che hai sempre a disposizione sono dei grandi tecnici. Io poi personalmente, Giuseppe e Franco, insomma, quando sono di fronte a determinate sapienze, e non dico scemenze, dico sul serio, devo stare attento a rispondere bene. E dico che mi rifaccio alle partite che ho visto per televisione, che poi non è che sono molto veritiero quando guardo come tutti quanti gli altri attraverso il video, no? Io voglio vedere dal vivo, però dal vivo qualche cosa l'ho vista e me ne sono fatto una ragione. Io dico che questo Cosenza attualmente, a prescindere se non ha la grande punta che tutti mi sembra che cercano, no? Sfrutta al meglio le punte che ha a disposizione, anzi le caratteristiche che ha a disposizione, tralasciando forse qualcuno che ancora non si è messo in evidenza ma che è altrettanto molto giovane, che sicuramente Occhiuzzi sta valutando e sta migliorando di volta in volta, sia nell'inserimento che fa dei giovani che ha a disposizione, Parisi Avera, Balului, eppure qualche altro che adesso io non ricordo, non conosco, però vedo che Occhiuzzi sta molto attento a saper inserire, mantenendo inalterato quello che è il piano di attacco, determinati giovani o per aiutare oppure per magari dare una mano in più con le sostituzioni. E questa è la strada giusta, anche perché poi non è che se guardiamo queste grandi squadre, l'Inter, no? Facciamo, io scimmiotto un po' molte volte nel momento in cui l'Inter ha solo questo pistacchione di avanti, no? Grande giocatore, gioca su di lui, però campionati importanti fuori dalle competizioni. Fuori. Invece magari la Juventus, tanto bistrattata, parlo della Juventus così come del Napoli, senza una punta davanti, perché Petagna nel Napoli entra dopo successivamente, no? Vedo che lo fanno entrare, cioè Martens, oppure la stessa Juventus ha trovato Morata, lo stesso Ronaldo gioca largo e in effetti che non disdegna proprio di stare punta avanzata, riesce a fare con questi grandi movimenti, con questi inserimenti da dietro, il loro campionato meglio di quello che non sta facendo l'Inter. Ho preso degli esempi in modo che tutti possiamo capire qual è il mio pensiero, ma io mi rifaccio il pensiero del Occhiuzzi e del Cosenza. Deve avere fiducia in quei giovani che stanno migliorando e maturando attraverso la sua buona gestione e la buona gestione che hanno trovato nei tecnici del Cosenza, e avere tanta fiducia. Lì dove poi vedo delle poche sostituzioni invece è il reparto arretrato e magari anche un po' sul centrocampo, però è lì che poi vado a guardare, non è che sono stati fatti degli innesti giovani, e lì magari invece di parlare tanto di punta, riuscire poi a far quadrare il cerchio più indietro, che è ancora meglio.
Allora, mister, intanto le mandano i saluti. Saluto il grande mister Gagliardi, persona straordinaria, grande conoscitore del calcio. Questo è Antonio da Montalto, Uffugo, che ovviamente salutiamo. A Giuseppe invece chiedono: a Parma ho visto bene Schiavi, che spero prenda il prima possibile il posto di Idda, commetti almeno un errore grave a partita, scrivono. Ba e Bois, a parte l'errore del secondo gol del Parma dovuto all'inesperienza che ci può stare per un ragazzo di 19 anni, adesso c'è la necessità secondo me che Occhiuzzi punti sul blocco che gli dà più garanzie. Il momento di esperimenti è finito, anche il mister lo diceva in un'intervista l'altra volta, altrimenti si rischia di rimanere impelagato in brutte acque, così invece la squadra è più tranquilla e se la può giocare a viso aperto con tutti, anche se già lo facevamo. Così anche gli altri poi avranno tempo di adattarsi e inserirsi senza rischiare di bruciarli a causa della fretta. Insomma, sono preparati i nostri telespettatori. Sono preparati, seguono con attenzione e in parte condivido quello che è stato detto, ma in effetti Occhiuzzi non è che andrà adesso, in base a quella che è stata la partita di Parma, a stravolgere la formazione per la gara contro la Salernitana. Parma è stato semplicemente un altro passo in avanti per verificare quello che è stato lo stato di avanzamento dell'adattamento di questi giovani, perché tu non puoi pretendere di mettere 5 giovani contemporaneamente in una squadra, in un campionato importante come quello della Serie B, sperando di poter ottenere subito i risultati. Allora la carretta la devono tirare Carretta, Petrucci, gli altri giocatori che sono Sciaudone, che sta facendo un buon periodo di campionato, sono questi, Angelo Corsi, il capitano, e tutti questi devono aiutare gli altri poi a salire piano piano e vedrete che magari ci sarà anche qualche altra sorpresa. Per quanto riguarda il discorso degli attaccanti, abbiamo visto Petre ancora non al top, non si è calato nel campionato italiano e sui ritmi di questo torneo di Serie B. Interessante invece magari è poter lanciare a piccole dosi questo Borrelli, che ritengo possa essere veramente in questo momento fino a gennaio la punta vertice del Cosenza, ma sempre a piccole dosi. Sentiamo intanto mister Occhiuzzi proprio nel dopogara con il Parma e poi continueremo a parlare anche del prossimo tour. La prestazione è quella che comunque gratifica un allenatore sempre, le devi abbinare al risultato, è normale. Oggi ci poteva anche stare il pareggio, quindi siamo orgogliosi di questo perché al cospetto di una grande squadra, una squadra forte, quindi siamo davvero felici di ciò che hanno espresso i calciatori. Il percorso di crescita è importante, bisogna accompagnarlo, gli errori fanno sì che migliorano, se non giocano mai non migliorano, se non credi nel giovane non lo puoi lavorare, tu ci devi credere, devi mettere in conto l'errore, devi mettere in conto però l'entusiasmo che hanno, la voglia di crescere, di migliorare e mettersi a disposizione della squadra, che quella è la cosa più importante. Hanno fatto tutti un'ottima partita, devono continuare a lavorare con questa testa, questo cuore. Per noi è sempre un punto di partenza, dobbiamo guardare sempre avanti, adesso dobbiamo essere bravi a mettere alle spalle questa prova e preparare bene la gara di domenica perché per noi il campionato sapete che è vitale per noi, per la società e soprattutto per i nostri tifosi. A Frosinone grande vittoria, scrive un nostro telespettatore, prestazione e grande atteggiamento della squadra innanzitutto, mister perfetto, il nostro fuori classe, ma secondo me i nostri gol sono due regali del Frosinone che ci ha facilitato il compito con un attaccante di ruolo, ne facevi 5, scrive il nostro telespettatore, deve tornare il prima possibile Iozzi che secondo me al momento è l'unico affidabile in attacco perché non puoi sperare in Baez, Balulì e Carretta, anche perché sono delle mezze punte e trequartisti, forza Lupi sempre. Franco, come la pensi? L'hai già detto, anche se alle porte c'è questa sfida con la Salernitana, come hai ricordato tu prima, insomma Gigi Marulla che insomma, fece penare proprio la Salernitana. Franco, no, a Franco Rosito. Poi vengo da voi, mister, perché mi arrivano anche domande su... Domenica io penso che anche se qualcuno può dire è presto, già siamo ad un'importante crocevia. Domenica il Cosenza vincendo può prendere una grossa boccata d'ossigeno, mettersi alle spalle parecchie squadre, togliere
qualche sassolino contro un avversario tradizionalmente ostico per noi, e soprattutto agganciarsi alla scaletta della zona playoff in questo momento. E ancora direi un quarto punto: confermare i progressi fatti vedere a Frosinone. Sta lavorando bene, si ripeto, fino a 3 Ti sentiamo un po' a scatti, Franco. Forse si è bloccato il collegamento. Vediamo di... Il concetto sì, l'abbiamo capito. Abbiamo avuto fretta anche da ridire su qualche situazione. Pronto? Sì, adesso ti sentiamo, ti risentiamo, sì. Pronto? Sì, Franco, ti sentiamo. Ho detto domenica è un bivio, un crocevia, non so fin dove si è sentito quello che volevo dire, perché il Cosenza deve confermare intanto i progressi fatti intravedere sia a Frosinone che in Coppa, togliersi un bel sassolino dalla scarpa contro un avversario tradizionalmente ostico, nel quale c'è il nostro vecchio amico Tutino, e poi potrebbe agganciarsi e tirare un bel respiro e un sospiro di sollievo e incanalare una boccata d'ossigeno, agganciandosi a questo momentaneo trenino dei playoff, perché se tu batti la Salernitana lasci dietro un bel po' di squadre e quindi puoi affrontare dopo il prosieguo del campionato, che ovviamente non è facile, con una certa tranquillità in più. Ci sono dei progressi, confermarli, e la partita di domenica sera è un banco di prova abbastanza probante, direi, ecco, da questo punto di vista. Mi hai introdotto, adesso andiamo a vedere la classifica per quanto riguarda appunto la Serie B, così poi andiamo con la domanda che fanno i nostri telespettatori, che pongono a mister Gagliardi. Andiamola a vedere insieme. C'è l'Empoli in testa insieme proprio alla Salernitana a 17 punti, Lecce e Spalla a 15, c'è Venezia e Chievo a 14, Frosinone a 13, Cittadella a 11, Monza a 10 punti, il Brescia e il Pordenone con 9, 8 il Cosenza, a 7 troviamo Reggina, Pisa e Reggiana, 6 con 6 punti il Vicenza, Ascoli e Virtus Entella 5, Pescara 4, chiude la Cremonese a 3 punti. Vediamo anche il prossimo turno per quanto riguarda la Serie B: Brescia Frosinone, Chievo Lecce, Cosenza Salernitana, Empoli Vicenza, Monza Reggina, Pescara Pordenone, Pisa Cittadella, Reggiana Cremonese, Venezia Ascoli, Virtus Entella Spal. Chiedo a mister... Sì, come no? Lecce chiaramente si gioca questa sera, quindi sì, potremmo trovare il Lecce almeno per una notte in testa alla classifica. Però se rivediamo la classifica c'è qualcosa di interessante che riguarda proprio la notizia del giorno, e la zona bassa della classifica potrebbe essere vista in un modo diverso, perché Balata e i presidenti del campionato di Serie B hanno avuto una riunione ieri, al di là dell'astensione della Salernitana, hanno deciso di cambiare il format del campionato in corsa. Poi ci sarà la ratifica, da quanto ne sappiamo, chiaramente della Federazione Italiana Gioco Calcio, quindi della FIGC, però a retrocedere non saranno più 4 squadre, ma 3 squadre. Almeno questa è l'intenzione di Balata e dei presidenti. Quindi ci saranno 2 squadre che andranno a retrocedere direttamente e poi la terza attraverso i soliti play-out di fine campionato. Quindi si potrebbe comunque ambire a raggiungere questi... C'è un posto praticamente che comincia a essere un po' da abbandonare, no? Certo. Guardiamo non più a 4 squadre che devono retrocedere, ma a 3. A 3. E di questo parliamo tra pochissimo. Intanto volevo porre questa domanda al mister, perché me ne stanno arrivando a raffica, mister. Chiedo a Gagliardi se è d'accordo con me, se in Tiritiello si racchiude la bravura a cura dei dettagli tecnico-tattici, la cocciutaggine di Occhiuzzi, tutto merito del mister se è rimasto in rosa opponendosi alla cessione in fase di calciomercato, e la sua crescita nei fondamentali e nei disimpegni. In marcatura era già forte, lui di suo con abnegazione silenziosamente si è impegnato in ritiro e poi negli allenamenti settimanali, facendosi trovare pronto, passando da panchinaro a titolare inamovibile. Ma io non voglio dare né colpe né meriti a nessuno in particolare, però mi rifaccio a quello che sono state le dichiarazioni di quelli che ritengo siano i depositari delle sorti del Cosenza, Trinchera e Occhiuzzi. Non cito molto la proprietà,
per il semplice fatto che la proprietà in questo momento ha fatto quello che ha potuto in funzione di, in vista sotto Covid-19, e dato che la proprietà anche in condizioni migliori di salute per tutti è sempre stata una proprietà oculata, a cui dobbiamo riconoscere, no? Si è affidato soprattutto a quelle che sono state le invenzioni, le alchimie del duo Trinchera-Occhiuzzi, a cui io do grande merito. Adesso voi mi chiedete, ma i giocatori che non sono arrivati oppure il giocatore che ha adesso quanto potrà migliorare? Io ne sono convinto che la gestione che stanno facendo questi due, perché io sempre a loro due, adesso si è aggiunto anche il secondo che è mia vecchia conoscenza, no? Come si chiama? Moschella, no? Ho avuto come calciatore. Cioè vuol dire che in campo si è lavorato bene, per le cose del campo si sta lavorando al meglio. Gli agganci, gli arrivi e le partenze che non dipendono soprattutto da quello che è la possibilità del duo Trinchera-Occhiuzzi, ma si riferisce, le perdite si rifanno molto a quelle che sono le disponibilità economiche in partenza messe a disposizione. Però a quelle io non voglio dare tanto riguardi, non ne voglio parlare. Io devo parlare invece che in un momento in cui c'è pandemia di Covid, in un momento in cui Guarascio di allargare la borsa non ne vuole sapere, anche perché ha motivo di dover continuare su questo iter, no? Perché gli ha dato grande soddisfazione, ma soprattutto perché sa di poter contare su due persone come Trinchera e Occhiuzzi. Io ritengo che si deve parlare sugli arrivi, e agli arrivi ancora manca un po' di tempo, così come diceva il nostro amico qui vicino a noi, che è grande esperto di calcio e del Cosenza in maniera particolare. Bisogna dare fiducia, il campionato dirà ancora, se dopo la partita della Salernitana il Cosenza può aspirare. Io ancora vado piano e dico che anche su quello che abbiamo saputo qui nei nostri studi, che l'anno prossimo si potrà anche pensare a non più a 4 retrocessioni ma a 3, io lo devo leggere. No, quest'anno. Già quest'anno. L'anno prossimo partiamo a 21. È normale, io però non lo so, però do molto credito a quello che hai detto. Io dico che il Cosenza anche con la Salernitana non deve andare a stravisare quello che è il suo credo, cioè riuscire a fare piccoli passi in questo momento, ma soprattutto per far sì che possano migliorare Peritiello, mi pare, questa è la domanda, i giovani che ancora non abbiamo citato ma che io ne ho visti alcuni veramente importanti, che potranno sostituire, e qui c'è bisogno della grande capacità di Occhiuzzi per far star buono lo spogliatoio, di qualche anziano, anche per fargli tirare il fiato e poter fare risultati attraverso i giovani, che il Cosenza in questo momento ne ha tanti e molti e di più. Ci fermiamo, una breve pausa pubblicitaria, torniamo tra pochissimo con le vostre domande. Terza parte di Anteprima Sport, stavamo parlando sul Cosenza perché sono tantissimi i messaggi che arrivano, insomma mi hanno anche scritto non dobbiamo essere distruttivi, ma chi lo è? Noi stiamo parlando in maniera costruttiva, vero Giuseppe? Lo ripeto, Occhiuzzi e Trinchera sono dei fuoriclasse e non ci serve nessun attaccante, scrive un nostro telespettatore. Poi Occhiuzzi secondo me sta ampiamente dimostrando che è vero, si può giocare a pallone con un regista davanti alla difesa piazzato sulla nostra tre quarti e due mezze ali, ma si può optare, come fa il Cosenza, per i due mediani e un regista avanzato sulla tre quarti avversaria. Insomma, non ci sto capendo più niente. Dal punto di vista tattico si può fare qualsiasi cosa, poi però è l'applicazione che deve essere data durante il corso di 39 partite di campionato e non è assolutamente semplice. Queste sono cose che purtroppo le può sapere semplicemente Occhiuzzi, perché tra l'altro noi adesso non abbiamo neanche la possibilità di vedere gli allenamenti, quindi di seguire la partitella, il famoso giovedì, no? Sì. Per andare a vedere come crescono i giocatori, quindi bisogna fidarsi solo ed esclusivamente di quello che vediamo poi durante il corso delle partite, e solo chi lavora in campo può sapere se eventualmente ci sono queste variazioni dal punto di vista tattico da fare. E poi buon pomeriggio, ascoltate Gagliardi, grande competente, uomo di calcio da sempre, uomo navigato che dà sempre consigli appropriati, giusti, e forza lupi. A Franco Rosito invece chiedo, il Cosenza non ha ancora affrontato concretamente la faccenda dei rinnovi, penso che comunque siamo ancora all'inizio, un po' di tempo c'è, molti giocatori chiave della compagine rossoblù andranno in scadenza il 30 giugno 2021, fra questi nomi mi fanno sapere
Ciaracco, Idda, Schiavi, Legittimo, Bruccini, Sciaudone e Carretta, bisognerebbe agire con velocità prima che questi validi giocatori prendano accordi con altre società, come è accaduto a Del Maco. E salutiamo Marco da Cosenza. Franco Rosito, come la pensi? Ma io penso che al momento opportuno, sia pure il presidente Guarascio e il DS Trinchera, li saluto entrambi, chiaramente sapranno fare il loro dovere. Non viaggiano su una macchina, come noi sappiamo, a 300 all'ora. La macchina del Cosenza da questo punto di vista può arrivare massimo a 150 all'ora, per cui non aspettiamoci dei colpi di testa da qui a un paio di mesi. Probabilmente faranno le loro valutazioni non prima di gennaio-febbraio, dopodiché decideranno cosa fare con alcuni di questi giocatori che sono molto importanti, che abbiamo citato. A qualcosa il Cosenza ha dovuto rinunciare negli ultimi anni, e purtroppo privandosi delle prestazioni di alcuni giocatori assolutamente importanti, perché le casse, complici l'emergenza sanitaria, purtroppo sono quelle che sono. Il Cosenza è una società sana, sanissima, va avanti per la sua strada senza fare girandole, cerca di restare dov'è, e già è un fatto importante in questo momento di assoluta crisi. Certamente faranno delle scelte opportune, secondo me. Qualcuno di questi giocatori resterà, qualcun altro ovviamente dovrà salutare, essendo finita secondo me un po' la parabola ascendente che li ha caratterizzati fino a questo momento. Non so se abbiamo poi il tempo di parlare di Serie A. Intanto, visto che siamo in argomento Serie B, mister, parliamo anche di questa sfida fra Monza e Reggina, una Reggina che ho guardato proprio adesso insieme a voi la classifica, si trova addirittura sotto il Cosenza a 7 punti, una Reggina che abbiamo sentito anche il presidente proprio subito dopo l'ultima sfida, ha detto forse ho fatto troppi proclami, dobbiamo stare con i piedi ben saldi a terra. Un presidente che insomma si è preso le sue responsabilità, ha dato ancora una possibilità a mister Toscano, però insomma la sfida di Monza è una sfida abbastanza complicata. Mi fai una domanda che mi mette tanti interrogativi, però dato che io mi chiamo Gagliardi e sono un pensionato di lusso dal punto di vista calcistico, anche se parteggio in questo momento per il mio Rende, a cui sono molto legato, perché mi ha dato la possibilità di operare poco nell'ambito della mia città. Lo avrei fatto volentieri nel Cosenza, però a Cosenza sono già ben guarniti, perché in effetti io stimo molto Trinchera. Anzi, invito il Presidente in questo momento, mentre si parla di campagna acquisti futuri, di salvarsi per già l'anno prossimo, già da adesso, e fare un pressing costante nei confronti di Trinchera, non tanto nei confronti di Occhiuzzi, perché Occhiuzzi sono convinto che farà il risultato e avrà ancora modo di poter crescere a Cosenza e in altre zone, in altri luoghi in Italia. Però di Trinchera io sono convinto che deve fare un pressing per tesserarlo, per tenerlo fermo a Cosenza per tanto tempo. Sapete perché? Perché permette al nostro presidente Guarascio di poter fare la politica al meglio per come la concepisce lui, perché oramai ha fatto un certo pedigree in Italia, è conosciuto, sta dimostrando che magari perde dei calciatori, e non tanto perché non li ha visti o non li considera grandi, ma per motivi che noi tutti sappiamo, legati ai tesseramenti in scadenza, quelli che vanno Tutina e quell'altro che è andato a Crotone, Riviera. Adesso però, allora, ma dato che il Cosenza ha questa politica, deve magari pensare intanto di girare al meglio e di aprire gli orizzonti delle conoscenze anche in un periodo grave come quello della pandemia. Però soprattutto invito a Guarascio di andare a fare pressing su Trinchera, perché in questo momento, a prescindere da come andrà a giocare la prossima partita, dai risultati che si vorranno ottenere, come andrà il prossimo mercato, il personaggio che è a Cosenza deve rimanere per forza, stante la situazione societaria che è riconosciuta da tutti, è la permanenza ancora per anche molti altri anni di Trinchera. E non lo dico perché è mio amico, io non ho mai parlato con lui, mai, ma perché si confà benissimo
a stare in una città dove tutti quanti noi sappiamo di calcio alla grande e invece non sappiamo niente perché non operiamo dal vivo. Siamo dei buoni cronisti per certi versi. Però sì, io invito da cronista sopravvenuto oppure sulle righe di fare un grande pressing, prima di pensare alla campagna acquisti, presso Trinchera, perché è l'unica salvaguardia per un Cosenza sempre positivo, con dei rimbalzi positivi di anno in anno che magari secondo me porterà sicuramente anche alla Serie A. Stai tranquillo Franco, perché se hai seguito la partita, io l'ho vista dal vivo, tu l'hai seguita in televisione. A meno che non ti sei distratto con l'intervista di Trinchera, hai potuto notare come lui ha parlato da aziendalista e ha parlato, tra virgolette, anche di un progetto che deve andare avanti. Quindi mi sembra scontato che Ti voglio un bene d'amore. Tu sai che sei uno di quelli che io preferisco parlare e dialogare così dal vivo, lasciando pure la dottoressa qui che ci fa intervenire. Tu hai centrato gli obiettivi perché conosci le situazioni, però io conosco pure i risvolti diversi che ci stanno dietro. Trinchera, te lo posso assicurare, attualmente è ambito da diverse, e ve lo dice Franco, da squadre importanti che potrebbero, se sollecitato lui e incoraggiato anche non soltanto da Guarascio, che deve far firmare Trinchera in qualsiasi momento, oggi potrebbe saltare il fosso e fare un salto alla grande, non tanto potrà andare a prendere questi giocatori. E quello che dice è vero, mi conferma ancora di più che io devo dire, da uno che non vede la partita ma la vedo come tutti quanti gli altri, che deve fare, non soltanto farsi dire che io rimango, deve farlo firmare, perché l'unico personaggio che in questo momento garantisce al Cosenza e a Guarascio di fare i campionati e di cambiare le squadre ogni anno come vuole è proprio la presenza di Trinchera. Non so se ho parlato male di Trinchera, ma io questo penso. Ma tu sai benissimo che i contratti si possono poi strappare, quindi dovesse arrivare una richiesta importante per Trinchera, è normale che poi Trinchera magari lascerà il Cosenza. Per il momento, da buon aziendalista, ha parlato dando così questa sua disponibilità a chiudere un discorso, cioè ha lasciato tra l'altro intendere che questo progetto non è semplicemente finalizzato al mantenimento della categoria. Franchi, tu ne sai molto più di me delle cose del Cosenza, ne sono convinto. Io non parlo con nessuno del Cosenza perché, ripeto, sono relegato a Casole Bruzio in zona rossa. Adesso ho il permesso per venire qui grazie alla dottoressa Franchi, però io sono molto... Però devo dire la verità, quello che mi dici mi riempie di gioia, però io volevo dire, non pensiamo tanto alla campagna acquisti, tanto la campagna acquisti che si dovrà fare da qui in avanti potrà dirci ancora di più che sono stati individuati i punti che bisogna rinforzare, no? Io dico, da uno che guarda il Cosenza, rinforzate, oltre alla campagna acquisti, attraverso la campagna acquisti, anche la posizione, il logo di Trinchera. Occhiuzzi per me è un allenatore emergente che, tra parentesi, e questo mi fa indicare in Trinchera una salvezza enorme, è una salvaguardia importante. Occhiuzzi ha trovato un grande feeling e tutti gli allenatori fanno i risultati quando hanno il presidente vicino, così come sa fare Guarascio. Non hai risposto però alla domanda di Anna sulla regina. Anche perché mi chiedono, anche perché mi dicono che dobbiamo essere più equilibrati. Ma sapete perché non ne parlo? Ma sapete perché non ne parlo? I fatti parlano a favore di Guarascio. Dovrei parlare bene di Guarascio, il quale col suo mutismo... Della regina non vuole parlare. No, del suo mutismo Guarascio ha indovinato la strada giusta da perseguire. È inutile, però non si deve far sfuggire Trinchera e magari anche Occhiuzzi. Là invece si sono fatti dei proclami, si sono acquistati dei calciatori. Noi eravamo un po' in difficoltà, io mi metto a fare il cosentino oggi, no? Perché vedevamo Menezze, Mendezze, Civiglio e come si chiama Adello non mi ricordo, e poi alla fine dei conti lo vedi, lo hai detto tu, la classifica dietro con dei grandi problemi. I problemi che ha portato il Presidente ad assumersi delle colpe, e quello mi fa stare in allarme, non tanto perché non riuscirà a sovvertire la classifica o portare a migliorare la classifica, mi fa stare in allarme per Toscano, perché un presidente quando si mette in televisione dopo una sconfitta o delle sconfitte ripetute, così come le sta facendo, e che fanno saltare tutti a carte 48 tutti i piani, state sicuri che poi alla fine che fa? È anche una di cacciare, qualcuno lo deve mandare via. E sai chi potrà mangiare? Taib.
non lo caccia via Taibbi, perché Taibbi è quello che sa come sono stati fatti i movimenti, Norma caccerà Toscano e questo per me sarà un grande dolore. Giuseppe, sei d'accordo? Telegraficamente, perché abbiamo proprio 5 minuti prima di chiudere, allora volevo chiedere il tuo giudizio sulla regina e poi lo chiedo anche a Franco che è in collegamento. La colpa ce l'ha soltanto il Presidente. Adesso ha dato questo suo assenso a dire sì, ho sbagliato io, si è assunto delle responsabilità, però sapete benissimo che è semplicemente un'operazione di facciata. Io sono veramente molto preoccupato per quanto riguarda il proseguo del campionato della Regina, non vedo assolutamente di buon occhio quello che sta capitando. Toscano rischia e rischia tanto già dalla partita di Monza, poi ci sarà una serie di partite molto ravvicinate, perché pensate che in questo mese si giocherà praticamente di martedì, di mercoledì, di lunedì, di domenica, si giocherà in un modo ripetitivo veramente asfissiante, e se la Regina avrà tutti questi problemi, che sono anche dal punto di vista fisico, perché gli mancano 4-5 giocatori importanti, cominciando da Menez, che è il giocatore sul quale era stato costruito il fenomeno Regina, ve la vedo dura, perché poi tra l'altro un direttore sportivo come Taibbi e tanti procuratori che hanno portato questi giocatori saranno lì a girare intorno alla Regina per proporre nel mercato di gennaio una serie di giocatori che magari faranno un po' ancora voce, tam tam, ma poi magari con risultati che dovremmo verificare sul terreno. Franco, secondo te, Franco Rosito, potrebbe, Certo. è in bilico la panchina di Toscano, come appunto ha detto mister Gagliardi, e come comunque sì, i rumors dicevano già da qualche settimana? I numeri purtroppo non sono dalla parte di Mimmo Toscano, non sono dalla parte della Regina. I risultati poi, come tutti sappiamo, orientano le scelte dei presidenti. Certo, Monza è troppo facile dire se la Regina perde a Monza la panchina salta. Monza è una tappa che la Regina può inciampare, può stare senza giocare al 100% un grandissimo campionato fino a questo momento. Possiamo dire che sono due squadre, seppure dallo spessore diverso, ma che hanno deluso fino a questo momento un po' le aspettative. Potrebbe trovare vigore da questa partita, chissà, e poi nel caso si decide dopo la sorte di Mimmo Toscano. È evidente che gli obiettivi, gli auspici in riva allo stretto erano diversi. Purtroppo i risultati non stanno premiando la squadra amata, c'è qualche problema, qualche meccanismo si è inceppato. Poi, come Franco Gagliardi sa, Reggio Calabria è una città, una piazza un po' come Cosenza, pressa molto, fa sentire il fiato sul collo, pretende molto. Allora, nei momenti difficili le difficoltà si triplicano. Ecco. Mister, ma una cosa la dico però. Sì, ditela. Molto, poi non l'ho salutato prima, ma non me lo sarei abbracciato, anche con il Covid. Anche se non possiamo. No, anche con il Covid me lo sarei abbracciato. Devo dire comunque che la piazza di Cosenza è diversa da quella di Reggio per un motivo particolare. A parte il pubblico che è passionale da una parte e dall'altra, è proprio perché a Cosenza c'è un giornalismo particolare, attento, molto sul campo, è molto libero nel dire del Cosenza. A Reggio c'è un giornalismo attento, però poco parco a parlare della Regina. È chiaro il concetto? No, ce lo spieghi meglio. Me lo spiego meglio. Me lo spiego e dico che mentre a Cosenza c'è una capacità di leggere le cose in casa e di dirle senza avere preoccupazioni di niente, no? A Reggio c'è la capacità di leggere le cose della regina, della propria casa, però hanno la voglia di stare più tranquilli fino a quando poi il bubbone non scoppia. Tant'è vero che si è messo in evidenza subito il presidente per cercare delle spiegazioni, perché lì si vogliono delle spiegazioni, che nessuno si prende la briga di farle proprie, è chiaro il concetto, anche perché non conviene, nel senso che
sono partiti con delle ambizioni grandissime propagandate, mentre questo a Cosenza non avviene, no? E allora il Presidente ci ha messo la faccia, lasciando ben tranquilli i giornalisti da prendere posizioni. È chiaro? E così ha risolto il problema. Però io ho risolto il problema attraverso il video, attraverso la scrittura, attraverso quello che si dice, però sono convinto che dentro ha un fuoco enorme che scoppia, ed ecco perché mi allarmo per Toscano, che tra parentesi avrebbe meritato di più di essere considerato per quello che ha fatto fino ad oggi a Reggio e meno a dare considerazione a giocatori che ancora a Reggio sono arrivati sì con la propaganda dei forti, però nulla ancora hanno fatto per mettersi a disposizione sia della squadra, sia della società e sia del pubblico. Ma adesso le faccio io una domanda, mister. Secondo lei i giocatori che sono arrivati, insomma, sono stati condivisi insieme a Mimmo Toscano? Io lì devo dire la verità che avendo la regina propagandato di avere dei soldi da spendere, Guarascio non insegna nulla, Guarascio dovrebbe insegnare, il calcio è sempre lo stesso, Gagliardi è diventato più vecchio, però il calcio dove si pensa o è propaganda comune che ci sono soldi, si fa affollare di tanta gente che è parvenu, che non capisce un cazzo, chiedo scusa in termini, per poter dire ti propongo questo, ti porto questo e ti risolvi il problema. È sempre uguale. E se c'è un presidente come quello di Reggio che non capisce tanto come il presidente di Cosenza, perché il presidente capisce, anzi è anche troppo più generoso nel lasciarsi, come si, non dico abbindolare, ma nel lasciarsi portare verso quello che dovrebbe risolvere i problemi, cioè l'acquisto di grandi calciatori, eccoti come va a finire, è chiaro? E allora chiaramente spendere tanti soldi non conviene. È normale che le colpe non le ha Taibbi. Taibbi sta gestendo una nave con una certa disponibilità, almeno apparente, e ritengo che se sono arrivati dei calciatori importanti la disponibilità è autentica, si è messo in un mare forse più grande diventato più grande nel momento in cui si è propagandato che al secondo anno doveva già vincere il campionato. Se no Taibbi capisce alla grande, ha fatto una buona squadra, così come Toscano per me è uno dei migliori allenatori in circolazione. Però purtroppo quello che ha fatto il presidente propagandando a destra e a manca, senza conoscere la Serie B, è stato un boomerang che mo speriamo non si ritorca sulla società e su se stesso. Mentre a Cosenza c'è un signor Guarascio che ha voglia cutiri, non si fa portare da nessuna parte. Ed ecco perché gli dico, vuoi continuare così? Cerca di far firmare le gare subito a filo doppio, Trinchera. E lo chiedono anche i tifosi. Adesso purtroppo siamo in chiusura, io vado a salutare Franco Rosito che è rimasto in collegamento con noi. Grazie Franco, hai dato questa disponibilità nonostante il tuo giorno libero, grazie per essere stato con noi, grazie Franco. Non ci sente Franco, va bene, lo ringraziamo attraverso... Grazie Franco, grazie mille. Grazie a Giuseppe Milicchio che risentiremo ovviamente sulle frequenze, risentirete le sue telecronache su Ionica Radio. Grazie a Franco Gagliardi. Io vi lascio con una chicca che parte proprio da oggi nella nostra trasmissione, una gag, una rubrica di Lu e Lu che ci raccontano un po' come vanno anche in questo momento ad esempio i commissari in Calabria. Ringrazio per questo Luigi Rogano e Luca Lepiane che ci terranno compagnia ogni venerdì da qui fino alla fine del campionato e vi do appuntamento a venerdì prossimo. Grazie anche a Enzo Leonetti in regia, grazie. Sì, mi hanno offerto un posto come commissario alla sanità in Calabria. Che dici, accetto? Andiamo? Dimmi tu. Allora, una volta per tutte, io ho detto, se tu ci vuoi andare a Catanzaro ci vai, io non ci vado. Pronto? Senta, lo vuole fare il commissario straordinario della sanità in Calabria? Mi hanno chiamato per andare in Calabria a fare commissario alla sanità. Che faccio? Ci vado. Io a Catanzaro ci vai.